Acustiche frecce. Uè Baluba, vedi che siamo in montagna, mica a Milano Marittima qua, eh. Ci eravamo lasciati a Planaval, da dove siamo ripartiti verso il rifugio Chalet de l'Épée. Ci siamo risvegliati con temperature polari e la neve fresca a tingere le cime. Immersi in un paesaggio indescrivibile, giungiamo a Colfinestra, da cui scendiamo per far tappa nell'accogliente rifugio delle Marmotte, gestito dai volontari dell'organizzazione Mato Grosso. Riprendiamo il nostro cammino nell'incantevole parco del Gran Paradiso. Davanti a noi si spalanca l'imperioso massiccio. Le temperature si abbassano sempre di più e dal cielo cadono cristalli di ghiaccio. Giungiamo così al Col del Nivolé, da cui lasciamo la Valle d'Aosta. Riscendiamo verso il Piemonte, in compagnia di una simpaticissima combriccola di grandi e piccini, che ci accompagneranno fino a Ceresole Reale. A settembre ricominciano le scuole e così Va Sentiero inaugura l'anno scolastico dell'Istituto Tecnico 25 aprile con una tappa tutta in salita in una giornata tutt'altro che estiva. Dai banchi di scuola ai banchi di nebbia. Il giorno successivo giungiamo al magnifico anfiteatro del lago di Malchaussia. Ritorna finalmente il sole e la tappa successiva è a dir poco pazzesca. Scendendo verso la Val di Susa passiamo nei boschi inceneriti dal tremendo incendio che nell'ottobre del 2017 martoriò tutta la vallata. Ritorniamo così nella civiltà, scoprendo le inaspettate bellezze della cittadina di Susa. E il giorno dopo ripartiamo con un folto gruppo al nostro seguito. Insieme ai tanti amici arriviamo fino al Colle della Setta, prima di scendere ad Ussò, uno dei borghi più belli d'Italia, dove siamo stati ospiti nel punto tappa GTA di Anna e Claudio. Nel giorno di pausa ci spostiamo a Bardonecchia per rivedere tanti vecchi amici che in segno di apprezzamento ci invitano a raccogliere patate. Da lì il nostro cammino è continuato fino al piccolo comune di Prali, all'ombra di boschi ricchi di funghi e con il profumo dell'autunno che avanza. Mazza che fatica, oh! Adesso sono finite le Alpi e tutta discesa. Credici tu.